È un regolare sabato mattina, niente fuori dal comune. Credi che l'eccezionale abbassamento di temperature Dannato inverno, in cui non c'è né calore, né luce, né meriggio. La sera e il mattino si confondono e tutto è ghiaccio. Buon Dio, quale essere ti avrà mai ridotto in questo stato? I tuoi occhi si sono spenti in un tacito grido e in silenzio sei morto. Che sia fatta vendetta, che l'omicidio venga risolto e che io possa finalmente trovare ciò che tu hai tenuto celato al mondo per secoli. È innegabile che esista un colpevole. La forestiera, una donna cadavere che freme dal voler lasciare questo luogo. Magari ad uccidere quell'innocente creatura è stato il tuttofare, quel vecchio lupo di mare. Che canaglia. Oppure la barista, artista decaduta del Parnaso, onnipresente all'interno di questa locanda. Non può non sapere anche solo una parte dell'accaduto. Troppe sono le possibilità. Bisogna semplificare. Questo posto brulica di parassiti menefreghisti. Ma chi avrebbe il coraggio di uccidere una povera creatura indifesa? Di quale pena si sarà macchiata questa forestiera avida di potere? Questa donna farebbe di tutto per arricchirsi e mantenere stabile il suo status quo. A quanto pare, Jane è innocente, il suo alibi regge. Llewellyn Davis, che cognome particolare. Ho come la sensazione di averlo già sentito, ma non riesco a ricordare dove. Anche l'alibi del signor Edward Teach sembra implausibile. È mica il tuo primo giorno di lavoro. Come ho potuto sospettare di un vecchio che lavora tutto il giorno per mantenere integra la locanda? Smettila di comportarti come un novellino. Tutto quello che so ora è che questa locanda è più sporca delle strade che avevo giurato di proteggere. La barista mi racconta una storia così contorta da farmi girare lo stomaco. Ma è in quel preciso momento che capì che mi stava mentendo. Tutti quanti mi avevano mentito. Tutto è iniziato con il foulard di Jane. Le lettere L e D che compaiono anche nella targhetta di Doris sono un cognome. Llewellyn Davis. Le due sorelle si sono coalizzate per stanare lo scarabeo d'oro. Con le loro false testimonianze hanno cercato di mettermi fuori strada, ma la D incisa nell'anello del signor Teach mi ha portato a capire che lui e Doris sono amanti e complici. Tutti i pezzi del puzzle di quest'inganno trovano un posto. Ma ancora non posseggo la prova schiacciante per decretare un colpevole. Ed il tesoro sempre a me rimane celato. Dannazione. Io sono un detective e ho un omicidio da risolvere. Non ho tempo per gongolare.